24esima mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa. Siamo a Malga Campocroce, nel comune di Borso del Grappa, dove le eccellenze casearie delle malghe della regione Veneto sono state messe in mostra per una ripartenza di tutto il settore dei produttori del latte e degli allevatori dopo il lungo lockdown. L'ha voluto il sindaco di Borso, l'abbiamo voluto noi come consiglio di amministrazione. C'è bisogno di creare qualcosa. E da dove ripartire se non da dove siamo partiti? Noi siamo partiti dal Grappa 24 anni fa, siamo alla 20ª edizione del concorso Morlacco e Bastardo, quindi pensavo fosse giusto ripartire da qua, da una festa che diventa una festa popolare, ma che diventa una festa di un territorio, una risposta ai nostri malghesi che tutto il giorno sono qua a mantenere il territorio, perché quando parliamo di formaggi veneti parliamo di presenza dell'uomo, quindi di territorio. Per noi è importantissimo fare quello per cui in questo momento Aprola è, diciamo così, quello che sta facendo Aprola in questo, comunicazione e promozione. Pecchiamo tanto in questo, noi ci mettiamo sempre la faccia, anche stavolta, con tutti i provvedimenti del caso, vista la non semplicità del momento che stiamo passando, abbiamo fatto in modo che questa manifestazione venisse fatta. Naturalmente non è eclatante come negli anni precedenti, ma dovevamo fare qualcosa, ripartire, e siamo ripartiti da qua. Ma rimane l'importanza di capire che come Banca di Territorio noi abbiamo come compito quello di sostenere questo territorio, ed è inevitabile quindi essere presenti oggi qui con le produzioni locali, produzioni particolari come quelle di Malga, e proprio nel senso di essere vicini a quello che è una delle caratteristiche, una delle peculiarità, una delle qualità migliori che noi abbiamo, proprio questa biodiversità. Noi quindi dobbiamo essere presenti proprio non soltanto perché contiamo di poter essere significativi per loro, ma perché crediamo che ci possa essere ancora chiaramente un grande futuro per questa attività, seppur piccole però di grande valore. Cosa vi chiedono gli allevatori che si rivolgono alla sua banca? Allora, un linguaggio comprensibile. Tanto per questo noi abbiamo realizzato, proprio grazie anche a un nostro collega Luciano Soldan, che ha voluto instaurare in Banca Prealpi questo ufficio agricoltura. È proprio questo il motivo, riuscire a parlare con il linguaggio degli agricoltori. È un linguaggio particolare che ha bisogno di essere compreso perché è diverso dall'economia di un'industria, di un artigiano, di un commerciante. È un'attività diversa e per questo motivo, con questo moto, con questa metodologia, siamo riusciti ad essere molto significativi e a dare veramente degli interventi che hanno portato insomma anche a grande soddisfazione per gli agricoltori e anche per la banca. Credo che i produttori di latte ne abbiano bisogno di questa po' di visibilità, ma specialmente questa gente di questi posti con sacrificio enorme, no, che producono un prodotto che è eccezionale, no, al Morlacco e al Bastardo. Più volte nell'anno mi viene il pensiero di quelli che sono quassù. È importante anche per tutti noi produttori perché stiamo vivendo un momento veramente particolare col Covid, il nostro latte non vale un granché oggigiorno, le nostre aziende veramente sono in sofferenza tantissima e auspichiamo che questa festa ci aiuti un po' a parlare anche del nostro mondo, il mondo del latte che sta attraversando questo momento difficile, dal grana a tanti altri prodotti, perché con la chiusura dell'Horeca con tutte le ristorazioni, pizzerie e bar stiamo veramente soffrendo. Ma l'istituzione io credo che deve essere attenta nel sostenere quello che è il reddito di questi agricoltori e il reddito anche naturalmente di quelli che sono gli albergatori, i pizzaioli e quant'altro. La normalità in questo momento non la vediamo, però io credo che un intervento veramente serio dovrebbe arrivare con un aiuto sostanziale a queste aziende, specialmente quando ci sono i PSR, quando sono i contributi anche per cambiare i macchinari che devono essere più elevati di quelli che sono stati un tempo. Noi anche col sostegno per il Covid, proprio le ultime giunte che abbiamo fatto proprio in questa settimana, abbiamo comunque arrivati a fine dell'iter dei 23 milioni che saranno destinati anche al settore latte come aiuto a tutte le 3.000 aziende che naturalmente sono ancora attive nel Veneto, quindi arriverà un aiuto diretto, arriverà un aiuto in conto corrente, non saranno prestiti e quindi sicuramente
è una mano che viene data dalla Regione in questo momento anche per la ripartenza. È chiaro che poi ci sono i problemi strutturali di sempre, che sono quelli comunque legati ai prezzi del mercato, naturalmente alle importazioni dall'estero e ciclicamente naturalmente anche a un minor prezzo di alcune doppe fondamentali come quelle del grana e dell'asiago che avendo comunque avuto un paio d'anni di buoni prezzi a livello internazionale, adesso purtroppo anche con la chiusura della ristorazione, con i dazi americani, con la chiusura dei confini eccetera, in questi mesi hanno perso la loro competitività naturalmente in questi mercati e quindi anche il prezzo è calato e quindi naturalmente a ritroso anche per i produttori del latte. C'è un minimo rimbalzo, vedremo la situazione poi nell'autunno-inverno. Ma noi per quelle che sono le nostre asfittiche casse abbiamo cercato di dare una mano di tipo economico, ma chiaramente con cifre minimali. È altrettanto vero che ci prefiggiamo anche poi di infrastrutturare il territorio attraverso degli interventi che magari in maniera indiretta arrivano anche a loro attraverso il discorso della telefonia che oramai ha raggiunto un buon punto di ultimazione, così come possono essere altre tipologie di interventi. Pensiamo che molte malghe qui sul massiccio del Grappa sono senza corrente elettrica ancora, lavorano col generatore e nel 2020 questo credo sia assolutamente fuori luogo e rende poi l'attività loro fuori mercato, per cui assolutamente dobbiamo dare una mano a loro per cercare di creare quelle strutture, quelle infrastrutture, la viabilità piuttosto che appunto la corrente elettrica o addirittura l'acqua che manca da sempre sul massiccio del Grappa per far sì che possa essere remunerativa la loro azione sul territorio. Allora noi stiamo valorizzando lo spiedo, ci hanno richiesto 3 anni fa di venire su e dopo 3 anni abbiamo avuto molto successo e anche quest'anno nonostante il tempo che abbiamo avuto una notte terribile stiamo preparando lo spiedo, qui ci sono per 600 persone sperando che come gli anni scorsi poi vada via tutto. Cioè è un orgoglio anche perché noi rappresentiamo il quartiere del Piave e sappiamo che il quartiere del Piave è caratteristico lo spiedo, pertanto tanta gente qui del Vicentino, del Veronese così non conoscono questa specialità, è una promozione che facciamo al nostro territorio delle colline del Prosecco e dell'UNESCO.